Si riapre dopo 8 giorni la Casa dell'Orrore, teatro dell'assassinio, perpetrato sui coniugi Sergio Gugole, 62 anni, e Lorena Zanin, 58, freddati a colpi di arma da fuoco dal figlio Diego, reo confesso. Una squadra dei militari del RIS di Parma stamattina ad entrare nei due appartamenti sotto sequestro di via Villaggio Marmi a Chiampo, quello dove il 25enne viveva con i genitori, dove si è consumato il delitto, e quello al piano sottostante, casa disabitata dalla morte dei nonni paterni, dove Diego avrebbe voluto nascondere i cadaveri dei genitori dentro sacchi di tela, poi ritrovati dai carabinieri nella sua auto. Un piano criminale premeditato da tempo, messo a segno con l'obiettivo di arrivare all'eredità di 800.000 euro, un piano incompiuto dalla decisione di costituirsi. Rilievi dei RIS concentrati soprattutto sul fronte balistico, atti a trovare conferma a quanto ricostruito da Diego durante l'interrogatorio. Sul numero dei colpi esplosi e sulla dinamica raccontata dal ragazzo, ora in carcere a Vicenza, che ha detto di aver sparato prima al padre mentre era seduto al tavolo della cucina, freddandolo con 2 proiettili, per poi aspettare il rientro della madre in casa, verso la quale avrebbe esploso altri 3 o 4 colpi. Non tutti però avrebbero raggiunto la donna. I rilievi serviranno proprio a ricostruire le fasi esatte del delitto. Indagini blindate che procedono anche per far luce sulla provenienza della pistola che il ragazzo ha riferito di aver acquistato da un marocchino a Cologna Veneta. Ieri le autopsie sui corpi dei coniugi, i cui risultati si conosceranno tra 90 giorni. Oggi il nulla osta per la celebrazione dei funerali. È stato fissato il funerale che sarà alle 10 di questo sabato presso la chiesa del Beato Claudio e quindi appunto saluteremo questi nostri fratelli di questa nostra comunità che hanno perso la vita in maniera così terribile. Un ultimo saluto atteso da tutta la comunità che sabato si riunirà alla Pieve, proprio dove i Gugole erano soliti andare a messa ogni domenica. Sarà giornata ovviamente di lutto cittadino, il comune allosterà un servizio d'ordine in modo che il tutto sia gestito nella maniera migliore possibile, più ordinata possibile, e che le esequie possano avere appunto, possono farsi in maniera ordinata e anche con il giusto momento di riservo e di fede che in questi casi io penso ci debba essere.